Casera Boscomero. Ciao a tutti, oggi ci troviamo a Pontesei e andremo a fare il CAI 485 e poi torneremo giù per il 490 dopo aver visitato la Casera Boscomero che si trova lassù. Ci vediamo dopo. Ecco qua, rifugio Boscomero. Siamo chiusi perché in autunno il rifugio è avvolto dall'ombra e dal freddo, però non sembra male sto posto. È scivolosissimo, tira su del brutto sto qua, Ci vorrebbero i ramponi da ghiaccio, ma solo per le radici. Ecco qua il bivio col 4,90, per cui qua a destra, poi torneremo giù da là. Casera del Mugon. 10 minuti in meno metti, se vai su. Curo? Torno in drio se no mi... No. Questo è il lago di Pontesei. Pontesei. Qua c'è un brutto punto, è molto scivoloso e te va so. E mi non mi fido massa. Qua migliora, decisamente. E che siamo usciti in un periodo molto bagnato ed è molto scivoloso. Adesso affronteremo un pezzo abbastanza bruttino. Qua peggioriamo la cosa. Non è roba facile sta qua. Occhio, adesso qua abbiamo un altro pezzo interessante. Sì, bisogna stare attenti qua, si scivola parecchio e vai giù, Bisogna andare su là. Il passaggio del torrente Rue de Bos Negre è micidiale. Si rifugia dentro un Camper, vecchio... un pulmino, un camper. te l'ha visto. Oh! È un plantigrado, un mustelide o un tasso. Via tutto. Guarda qua. Speriamo che giri il tornante. Oh, va di là. Qua è di nuovo. Dopo si chiude. E qua l'è anche peso.
storia che mi frani sotto i piedi sto sentiero. Credo tasso. Questo è un cervo. Ma non vanno in letargo? Sì, dovrebbe. Credo, ma non sono sicuro, bisogna chiedere agli esperti. Guarda che meraviglia. Sì, 7 punta. È cattivo. Madonna. È cattivo. Cosa si nutre lui anche di? È un piccolo predatore e onnivoro. Anche lui ha preso la mania del vlogger. Ormai non lo recuperi più. Wow. Calchera Zot. Sentiero, Lago delle Streghe, arriva lui da tutte deviazioni. Come quei che si è perso lì del bus della Luma in Cansiglio, che non facciamo quella fine lì che dopo gli deve arrivare i soccorsi. Qui adesso è proprio 1157. Ah sì, laghetto delle Streghe, guarda qua. Sembra quasi Una sorta di rifugio, ma è tutto un buso. Una goduria sto posto proprio. C'è una sorgente. Madonna, tira su adesso proprio. Tu franacqua. Calcola ogni passo, dove mettere il piede, ogni piazzola e dovremo arrivare fin lassù. E con la neve non è proprio il massimo, poi di qua che c'è una scalinata. È troppo alto. Ecco, questa è una bella visuale. 100 metri ormai. Però metterei sulle ghette da neve. Mettiamo dentro tutto e proseguiamo. Bon, per la cronaca abbiamo messo su lui le ciaspole, io le ghette da neve e i ramponcini da ghiaccio, che però servono pochino su questa neve così alta.
cerco di calcare le sue orme e andare su in diagonale perché faccio veramente fatica a proseguire. Sto anche provando a fare una live streaming perché qua tutto il percorso è coperto da un segnale 4G, non come in Piancavallo oppure già ad Ardago, dove appena arrivi in Pedemontana già perdi tutti i segnali. Oh, signore, io lo seguo sulle sue impronte come i lupi, sta crescendo in una maniera esponenziale, lo so. Per fortuna almeno ho portato via le ghette, se no saria già con la neve dentro le mutande. Guarda che mi non voglio tornare indietro perché sto sentiero è brutto fatto in discesa. Allora siamo messi un po' male qua, a dire il vero. Aspetta che sono in difficoltà perché sprofondo anche dove hai camminato tu. Perché qua sprofondo. Madonna. Qua adesso dovremmo passare il torrente, entrare dentro proprio sul colle, dopo il bivio 490 e dopo. E anche qua è tutto di traverso, guarda che roba. Sto ricalcando solo le sue orme. Speriamo che il 4,90 sia meglio di sto qua perché poi è un incubo. Comunque la copertura internet è eccellente qua, su tutto il percorso praticamente. Wow. E qua la cosa si complica. Aspetta che mi tocca tirare sul giubbotto perché sto perdendo pezzi per strada. Guarda che meraviglia. Quasi. Uff. Te avevo detto che dovevo portarmi via le mutande di ferro. Oh signor. Ferma. Sono rimasto incastrato con la scarpa. Non riesco a tirarla su. Mi tocca cavare le ghette perché non riesco più a rimettere la scarpa. Perché mi stava la scarpa nel buco. Niente. Qua adesso sembra, eccolo. Io. Ok, forse ce l'ho fatta, dai. Sì, ma basta che non ci sia altre robe così perché non arrivo più ad andare avanti. Ce l'abbiamo quasi fatta a superare sto incubo. Speriamo che non peggiori ancora. Siamo in ritardo e la neve ha rallentato tanto. Questo è il bivio. Penso che sia meglio su di qua e adesso di qua. Era anche ora. Da farlo con le Crocs. Direi qualche cretino che lo faria.